Dobro vam veče. Prelazimo na vrhunac ovogodišnje konferencije Kragujevac 2014. Tako da ja molim sve ljude koji stoje pored stola, uključujući Tucića, da sednu i da čuju što naši gosti iz Italije imaju da kažu. Večeras smo sa Valterom Venturijem, Lao Maxom i Marcellom Mangiatinijem, ljudima koji stvaraju stripove, koji su deo našeg odrastanja, naše kulture u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i koji stvaraju u stvari detinjstvo naše dece. Tekst Zagor, Pred Baron i druge nebrojene table koje Bonelli, taj univerzitet obrazovanja dečje duše u Evropi daje. Večeras ćemo da otkrivamo tajne koje ne možete u novinama pročitati. Ja molim Sandru da prevede ovo što sam govorio, barem u deliću. It is a responsibility, but it is not flattering, it is not a metaphor, because Sergio Bonelli Editore is one of the rare world companies which is giving moral education. You know, some basic, classical things that you need as a human being. And in many cases, our colleagues in USA, overseas, Japan, are some kind losing contact with, you know, spiritual reality. And Sergio Bonelli Editore is perfect in that aspect even in our time. So your series are not only part of my childhood, it is also part of forming of personalities of my own children, three children. Sorry. No. Ha sottolineato un aspetto importante, perché anche io quando ero bambino mi sono educato, mi sono formato con le informazioni, la cultura e la didattica della Sergio Bonelli, che i fumetti della Sergio Bonelli Editore tramite l'avventura insegnano. On se slaže da je to jedan veoma bitan aspekt, zato što kada je on bio mali, obrazovao se čitajući stripove Sergio Bonellija i da je u stvari to jedno edukativno svojstvo te avanture. La storia, la geografia e antichi popoli che venivano raccontati con storie di fantasia, ma che comunque avevano molti aspetti interessanti antropologicamente. Anche ad esempio dei cibi mondiali, no? In Brasile. Manaus. Tramite Mr. No. Se no nessuno conosceva Manaus. Kaže da su u suštini i istorijske i geografske činjenice sa tog nekog antropološkog stanovišta imale tu edukativnu ulogu. Da Venturi navodi primer Manausa, za koji je pre ovog mundijala, ko je čuo za Manaus? Samo oni koji su čitali Bonellija i znali im ko je Mr. No. Beh, sì. Diciamo che i fumetti della Sergio Bonelli hanno aiutato anche molti italiani che non erano particolarmente forti nella lettura. Sembra una cosa da niente, ma è stato veramente così. Kažu da je zahvaljujući stripovima da je Sergio Bonelli pomogao i mnogim Italijanima koji nisu baš mnogo jaki u čitanju, što je istina, ali je veoma važno što su čitali stripove.
Jedna od stvari koja me vrlo interesuje, a pretpostavljam našu publiku, to je lično iskustvo. Lična drama i avantura rada sa Bonelli. Kako su se osjećali kao ljudi koji, dok su bili amateri, pa kako su ušli u Bonelli i kako je izgledao njihov lični razvoj. Sa svim pikanterijama i neizvestnim detaljima. Jer ovo je izvanredna prilika da čujemo nešto što na drugim mestima ne možemo. When I was young, Yes, how it looks like to work with Bonelli. We go out, we are all human beings, so it is always risk. I need a person's story. Allora, io come credo anche Marcello e Walter ho cominciato come lettore, è un po' il discorso che dicevamo prima. I fumetti sono stati una grandissima parte della mia formazione. Quando ho pensato di propormi come disegnatore o come disegnatore presso la Bonelli, c'era un misto di imbarazzo, anche un po' di timore, però misto con un po' di eccitazione, ecco, chiaramente, che poi si è andata a mischiare anche con, diciamo, quello che poi diventa a tutti gli effetti un vero e proprio lavoro, quindi con tutte le difficoltà e le fatiche, tra virgolette, che può portare una cosa del genere. Però per quanto riguarda me è sempre un misto di tanti sentimenti diversi e anche molto contrastanti. Leomax kaže da je on počeo prvo kao čitalac i da su stripovi Bonellijevi veoma učestvovali u njegovom formiranju. Kada je rešio da proba da ponudi svoje crteže Bonelliju, da u suštini su bile veoma pomešano osjećanje. S jedne strane neke strepnje, s druge strane velikog uzbuđenja. A sada, kada mu je to zaista posao, uvek su u pitanju neka pomešana osjećanja. Ima nekih problema, ali i ponosa što za njih radi i često ga obuzimaju suprotno osjećanja i baš onako nekad i kontradiktorna. Ma anch'io, prima di tutto, ero un lettore. Poi, vabbè, mi sono avvicinato con i soliti percorsi, dalla passione per il disegno prima di tutto, ci si avvicina al fumetto, poi dopo 1000 strade sono arrivata alla Bonelli. Ma la cosa che mi ha reso più orgoglioso è poter chiamare colleghi, quelli che mi hanno fatto compagnia, quegli eroi che mi facevano compagnia quando ero bambino, perché i fumetti li leggevo, li rileggevo, li consumavo, mi si sfinivano sotto le mani. I on je prvenstveno počeo kao čitalac, mada i iz neke strasti prema crtežima. A ono što sad smatra onako najviše ponosan na to što sada može da zove kolegama, ljude uz koje je odrastao i kojima se vraćao i čitao i ponovo ih čitao, a sada su praktično rade na istom poslu, to je ono što ga čini najponosnijim. Praktično ispunjenje sna. Dream becomes reality. Sicuramente è stato un sogno, un desiderio fortissimo, però l'aspetto del lavoro l'ho visto dopo. Prima ho cominciato, io leggevo i fumetti della Bonelli e ridisegnavo le mie storie a fumetti negli spazi bianchi dei quaderni finiti di scuola, fin da ragazzino. Dopo ho realizzato che poteva diventare un lavoro.
On je u početku to radio u principu za svoju dušu. U školskim sveskama je ponovo crtao određene kadrove iz svojih omiljenih stripova, a tek posle toga je pomislio da bi mu to možda moglo biti i posao. Invece per me, sì, come loro ho iniziato da bambino, quando ero piccolino, perché mio padre è un rilegatore di libri artistico, rimette a posto i vecchi libri, anche dell'Ottocento, ma anche moderni, e quindi arrivavano anche da rilegare le annate di Tex, di Mister No, di tutti i fumetti italiani. Quindi io da bambino, mentre papà lavorava, davo sempre un'occhiata su cosa stava lavorando, e questo è mio padre. Quando andavo in vacanza da mio zio, che collezionava Tex, Zagor, quando andavo al bagno trovavo sempre una pila di fumetti vicino, e quindi era normale leggermeli in seduta, e quello, diciamo, mi ha introdotto ai fumetti, principalmente Bonelli. Njegov prvi susret je bio, naravno, isto kao i kod ostalih, kad je baš bio mali. Otac mu se bavi restauracijom i povezivanjem starih i novih knjiga, tako da su između ostalog dolazili na ukoričavanje i stripovi. To je jedan deo koji je dobio od oca. Drugi deo je kad je išao kod rođaka, ujaka ili strica, koji je skupljao Zagora i Teksa. Uvek je nalazio gomilu tih stripova u kupatilu. Tako da tamo ih je stric držao i stalno ih je čitao sedeći, i to je onda razvilo dodatnu strast prema stripovima. Poi continuare. Ali nije završio, ja sam otela... Sì. E quindi questa è stata una formazione di base. Ho sempre amato il disegno, e ricordo che i primi disegni erano Zorro come personaggio, disegnavo Zorro perché è facile, è tutto nero, è una macchia nera. No, e comunque amando il fumetto Bonelli ho sempre mandato delle prove di disegni nel tempo, fin da quando ero piccolino, e finché un giorno sono stato chiamato dalla Bonelli e ero a tavola, e a momenti andava per traverso il pranzo perché non me l'aspettavo, veramente non me l'aspettavo, e lì è stata un'emozione grandissima e un onore, come ha detto Marcello, perché è stata la nostra formazione praticamente di lettura dei fumetti. Prvi crteži koje on crtao, pošto je od uvek voleo da crta, je bio Zora, zato što je jednostavno crtiti, pošto je potpuno crno. I godinama je nastavljao da pokušavao i slao svoje radove Bonelliju, i sve dok ga jednog dana nisu konačno pozvali. Ja moram da ispričam jednu anegdotu iz mog života. Imam 3 dece, znači 2 sina i ćerkicu. Postoje epizode Breda Barona ili iz Zagora koje su mališani po 10 puta iščitali. I to je neki uticaj koji godinama ostaje u njima. Znači, čitav jedan period života je obeležen. Da li naši gosti, kad stvaraju, imaju ikakvu svest, emociju o tome da će 1000, 2000, 3000 km dalje neka deca po nekoliko godina se vraćati tim epizodama? Zorana, 3 figli. Da li postoji napred komunikacija sa dušom, communication between souls, or you are so hard working that you
in realtà non mi succede mai, però tutte le volte è una cosa come che mi risveglia da una specie di trance, mi fa sempre molto piacere e continua a sorprendermi sta cosa che delle persone di diversi, di età diverse hanno letto, ah tu sei quello che ha disegnato quella storia in quell'altra, e tutte le volte è come se è una sorpresa, insomma, è una cosa strana. Pa kaže da ne razmišlja o tome dok crta, ali se i dalje stalno iznenađuje da na različitim mestima, u različitim zemljama postoje ljudi koji znaju za njega, koji znaju da je on to crtao, neko kome je to još uvek iznenađenje svaki put kad ga neko prepozna po crtežu. Io mi sono reso conto dell'importanza che può avere un fumetto per una persona in una situazione un po' particolare, un ragazzo del meridione d'Italia che sì, funziona. Un ragazzo malato di una malattia neurodegenerativa che stava pian piano spengendosi, fermandosi, e lui era rimasto attaccato, l'unica cosa che lo teneva attaccato alla vita era la passione per Zagor, e piano piano ci ha contattato tutti i disegnatori, gli sceneggiatori, e una volta più di una volta siamo riusciti a fare un paio di macchine e andare a trovarlo in fondo all'Italia e a organizzargli una festa. E per questo ragazzo, che ora purtroppo non c'è più, è stata una cosa, era l'evento del suo anno, cioè quell'anno lì lui aveva conosciuto i disegnatori di Zagor, cioè una cosa che tuttora mi dà brividi veramente. Non credevo che un fumetto potesse portare anche a questo. Kaže da je on shvatio, u stvari uvideo mogućnost i značaj koji strip može za nekog da ima iz jedne pomalo specifične priče o dečaku sa juga Italije koji je bio bolestan od neke neurodegenerativne bolesti i u suštini je polako se gasio i umirao. A jedina stvar u životu koja mu je bila važna je bila njegova fascinacija Zagorom. I on najveća želja mu je bila da upozna ljude koji rade Zagora, i oni su sa nekoliko kola otišli da ga posete, napravili mu zabavu, i za tog dečaka koji je nažalost u međuvremenu umro, to je bio onako jedan strašno važan i najbolji dan u životu, i tek tada je u stvari shvatio koliki značaj strip može da ima za nekoga. Tad je počeo da razmišlja na taj način. Io invece me ne accorgo dell'amore verso i fumetti frequentando appunto queste manifestazioni, come questa bella manifestazione, e incontrando i lettori, i ragazzi, e riflettendomi io quando ero bambino, anche adesso, perché come i ragazzi che vengono a chiedere un disegno a me, io lo faccio, l'ho fatto e lo faccio ancora, e mi emoziono quando vedo davanti il mio maestro ideale o una persona che stimo, e quindi mi sono imposto che non mi tirerò mai indietro a fare disegni ai ragazzi, perché so la passione che c'è, la provo io stesso, quindi sì, vedrei direi. Walter kaže da on u suštini to značaj stripa vidi na ovakvim manifestacijama, kao i da se seća kad je on bio dete, koliko znači kada dođeš da tražiš crtež od autora koga ceniš ili čiji ti se radovi sviđaju, da je on tako počeo. On je tražio, kad je bio dete, on je tražio crteža, i dan danas ume da potraži da crtež od nekog koga poštuje, i da nikad ne odbija zahtev nekog deteta da mu nešto nacrta, jer bi smatrao da bi to bila neka vrsta izdaje.
to bi bila neka vrsta izdaje, jer mi smo čuvari i učitelji ljudskih duša, mi koji se bavimo kulturom i popkulturom. U Srbiji i bivšoj Jugoslaviji strip je ozbiljna stvar. I mi smo između ostalog i zemlja koja je to imala i te stripove na zidovima, freske, i na neki način kasnije komunicirala s renesansom i takođe glavni centar istočno-evropskog stripa. Kako se tretira strip u Italiji? Da li je ona kulturna činjenica, kao što je ovde, ili je neki drugi tretman? Ovde se strip doživljava kao ozbiljna kulturna činjenica, ne samo kao zabava. Kako oni vide da se to doživljava u Italiji? Mi smo prilično blizu francuskog tretmana. Not just entertainment. But it's also serious cultural phenomenon. It is both art and both entertainment, and one of the key things in every society. Se un trattamento uguale come in Serbia e in Francia, dove il metodo è una seria, Scusate, dunque, in Italia c'è un termine per i fumetti che è giornalini, e già di per sé è un po' riduttivo. In Italia si legge sempre di meno tutto, e probabilmente uno spazio del genere, una situazione del genere non ce l'avrebbero neanche costruita. E rimane sempre, nonostante ci sia una grande tradizione, per molti rimane sempre un passatempo, qualcuno pensa che non sia nemmeno un lavoro, è difficile. Mi dispiace parlare male del mio paese, però è un paese che in qualche modo sta svendendo sta squalificando le sue eccellenze, che possono essere anche quelle del fumetto. Žao me što govori loše o svojoj zemlji, ali smatram da su u Italiji u suštini postoji jedan malo pežorativni odnos prema čitanju generalno i prema stripovima, čita se sve manje, pa i manje čita stripova, iako postoji jedna velika tradicija, ipak to na neki način se polako gasi. U smislu da se sve manje čita i sve se manje pažnje pridaje svemu što ima veze sa čitanjem, pa i stripovima. Allora, questa è una cosa che mi sta molto a cuore. Mi riallaccio a quello che diceva Marcello. Vorrei fare un discorso un po' articolato, quindi magari facciamo dei brevi periodi in più. Allora, il problema che in Italia si legge sempre meno è drammatico, perché ha delle ripercussioni drammatiche su tutto il paese, che voi penso possiate vedere, già ripercussioni politiche, sociali, culturali, che si riversano anche sull'economia in Italia, e questo è un po' il problema che c'è a monte. Però secondo me non è del tutto vero che, cioè, il fumetto negli ultimi anni è percepito un po' meglio rispetto al passato, secondo me. On ima malo drugačije mišljenje. Znači, prvo smatra da činjenica da se sve manje u Italiji čita, veoma dramatična, istinita i dramatična, ali ima posledice i na sve ostale sfere društvenog života, politike, čak i ekonomije, ali je njegov utisak da se strip sada bolje kotira nego što se kotirao pre par godina. Ima utisak da se tu ipak nešto kreće malo nabolje. Una volta, quando i fumetti erano percepiti come letture prevalentemente per bambini, vendevano moltissimo di più. Negli ultimi tempi è successa una cosa un po' strana. Da quando hanno cominciato a diventare degli allegati dei quotidiani, hanno fatto vendere
maggiori copie ai quotidiani, e questo gli ha riservato una attenzione che prima la cultura, diciamo, alta non aveva verso i fumetti, per cui ogni magazine, ogni giornale oggi ha una sua rubrica che parla di fumetti, e questo prima non avveniva. Questo ha portato delle piccole ripercussioni positive su come viene percepito il fumetto. Ranije, dok su stripovi bili smatrani kao štivom za decu i nisu imali neki poseban tretman. Međutim, poslednjih par godina, kada počne da se priča o tome da su stripovi u suštini i štivo za odrasle, svake novine ili magazini imaju rubriku o stripu i stripovi počnu da imaju jedan malo bolji rating. Finisco. Per cui adesso c'è una strana situazione per cui se ne parla di più, si parla di più dei fumetti, se ne leggono meno, un po' meno, e in alcuni casi, come diceva Marcello, sono ancora percepiti come una lettura, diciamo, occasionale, ma in realtà non è più tanto così, secondo me. Oggi come oggi in Italia chi vuole, cioè chi legge fumetti vuole quel fumetto, cioè lo va a cercare, perché oggi non esiste più la lettura nei tempi morti. Oggi nei tempi morti si sta incollati allo smartphone. Se invece vuoi leggere un fumetto, vai e te lo compri. È una scelta un po' più consapevole di una volta. Poi chiaramente, insomma, le vendite non sono più quelle che c'erano 20 anni fa, è cambiato il consumo, insomma, dei fumetti. Kaže da u suštini sada postoji jedna veoma čudna situacija. Dok su stripovi smatrani štivom za decu, prodavali su se strahovito mnogo, iako se o njima malo pisalo i pričalo. Sada kada imaju rubrike u tim časopisima, više se priča, a čitaju se manje. Međutim, postoji jedna jaka veza između onih koji vole da čitaju stripove. Ti koji čitaju stripove idu da kupuju stripove i to je jedna posebna vrsta pasije. Ali on generalno smatra da nije sve još izgubljeno i da će u suštini strip, da sad već bolje stoji nego pre par godina. Niko im ništa ne može, superhero. Samo su ga ogrebali, ne morate da se sekirate. Okrznuo ga metak. E comunque, malgrado chiudano tante edicole, tanti chioschi in Italia, e se vai in quelli sopravvissuti c'è un'offerta enorme di fumetti in edicola, ma tanti ultimamente, almeno quelli nella mia edicola. Però vedendo in tutti i modi le persone, come diceva Leo, che vogliono leggere il fumetto, oltre alle edicole, ai chioschi, hanno in Italia le fumetterie, delle librerie specializzate, che sono diventati dei punti di ritrovo per gli appassionati. E anche le librerie di varia, Il 10% delle vendite degli albi. No, nelle librerie generaliste, diciamo, oramai il 10% dei romanzi fiction, diciamo, sono graphic novel, che è una cosa che fino a qualche anno fa era, cioè i graphic novel in libreria non esistevano proprio. Sad se malo... Valter kaže da u suštini dosta se kioska u Italiji zatvara, međutim da postoje i u knjižarama, postoji ogromna ponuda stripova, da postoje specijalizovane prodavnice stripova,
A Leo je dodao da je i u običnim knjižarama, koje do pre par godina prosto bilo nemoguće naći strip, sada i 10% asortimana čine stripovi. Tako da jedan i drugi u suštini vide neku budućnost stripa, za razliku od prvog gosta koji je malo pesimističan. Imam jedno kratko pitanje za svu trojicu. Da li osjećaju potencijal u Bonellijevim pričama da pređe u televizijske serije, filmove i videoigre? Video games and virtual worlds, eccetera, eccetera. Ma qualche personaggio si presta di più, ora non tutti. Ci sono, riguardo Zagor ad esempio, qualcosa è uscito tantissimi anni fa, però non con dei risultati formidabili. Altri personaggi secondo me si prestano molto più facilmente. Un personaggio come Dylan Dog per esempio ha già un'altra presa, un altro contesto, potrebbe venirci fuori anche un videogioco. Kažu da to sad zavisi od junaka, da o Zagoru je pre neku godinu izašlo nešto, ali bez nekih velikih rezultata, a da bi neki drugi likovi tipa Dylan Dog mogli da postanu bez problema i videoigre. Io so che la Bonelli sta tentando di aprirsi anche a queste nuove strade, a questi nuovi sfruttamenti, sia con Dylan Dog ma anche con le cose più recenti come Orfani, che sono state proprio pensate per questo tipo di altri, questo cross mediale, diciamo, questa possibilità di eventuali videogiochi o piuttosto che cartoni animati e quant'altro. Quindi credo che in alcuni casi sì, la Bonelli abbia l'intenzione di provare a sfruttare anche diversamente i propri personaggi, un po' come fanno le grandi major del fumetto statunitense. Kaže da on zna da Bonelli u suštini pokušava da otvori te nove puteve, da su siročad i pisani sa tom idejom, te multimedijalnosti, prosto je to od starta bila ideja i on veruje da će biti uspeha u neku ruku, ako ne sa nekim drugim junacima, sa tim orfanima, odnosno siročićima sigurno. Diciamo che anche in passato in tutti i modi già hanno fatto per esempio un videogioco di Martin Mister, no? O i cartoni animati di Martin Mister, magari cambiati un pochino e rivolti a un pubblico più giovane, perché Martin Mister in tutti i modi ha bisogno di una lettura abbastanza approfondita, no? E quindi hanno provato a fare Martin Mister, i cartoni, no, hanno fatto il videogioco. Ci sono almeno 2 gruppi che stanno provando a fare i cartoni animati di Zagor e come diceva Leo, come gli americani sfruttano tutti i loro personaggi, anche Bonelli avrebbe tantissime cose da proporre e sarebbe bello farle in Italia anche, non mandarle all'estero, e però lì c'è sempre un problemino di money e di volontà anche di farlo, di impegnarsi seriamente, insomma, e quindi sì, c'è la possibilità, però c'è anche sempre la possibilità di scadere come hanno fatto gli americani con dei filmacci come Dylan Dog, l'ultimo, che personalmente non mi è piaciuto per niente, insomma, poi non so.
Walter kaže da takve stvari u suštini već postoje, da je iz Marti Misterije napravljena video igra, kao i da su pravljeni crtani filmovi za publiku mlađu nego što je čitalačka publika, da postoje bar dve grupe koje pokušavaju nešto slično da urade sa Zagorom, jer u suštini žele kao Amerikanci da iskorišćavaju svoje junake na što je moguće više, ali bi voleli da se to uradi u Italiji, a tu se onda javlja problem prvenstveno novca, a onda i volje da se neko tome posveti ozbiljno. Uvek može to nešto da se uradi, kaže da on navodi primer, ja mislim, filma o Dylan Dogu, koji se njemu lično... Ja mislim, poslednjeg američkog filma o Dylan Dogu, koji se njemu lično uopšte nije dopao. Tako da sad prosto postoje tu različiti aspekti, ali on veruje da u suštini Sergio Bonelli želi da nađe načina da osvoji i nove načine prezentacije i da pridobije novu publiku. Evo sad dodaje da postoji čak i film o Teksu iz 70. godina. Molim te prenesim... Zagor u Turskoj? Of course, yes, Zagor in Turkey. Kao pisac i producent u mnogim medijima procenjujem da će razvoj tehnologije možda preporoditi Bonelli u vremenu koje dolazi. Prosto produkcijno će biti jeftinije i lakše. Molim te prenesim to. To je moja slutnja i proročanstvo. Remark as a writer and producer in many medias that this technology advancing has a potential for Bonelli itself. Maybe we could see a renaissance for Sergio Bonelli Editore because of technology in the next several years or one decade. Because there are several worlds, brands, and for all this time, so it would be easier and cheaper to produce for other medias all your stories, because stories wants to go further, to travel. So I have a very good feeling, especially about Bonelli. Ovo ćeš da im tačno prevedeš sada. Pre nego što damo priliku. Sad ćemo dati i mogućnost našim slušalcima da postave pitanje. Šta je sad ovo? Htio bih privatno da kažem jednu malu opasku koja će im možda značiti. Privet. Italija je jedno od središta evropske kulture i civilizacije. Velikani kao što su Hugo Pratt, Alberto Ongaro, Attilio Michelucci i Dino Battaglia su imali ogroman uticaj na srpsku i na jugoslovensku kulturu.
Jugoslavije. Ali, kako sam sve stariji, shvatio sam i važnost vaspitnu i umetničku Sergio Bonelli editore. Kreativan. Drugim rečima, mi vas pomalo vidimo kao rock zvezde ili hollywoodske autore, bez obzira što ste vi kod svoje kuće dobri, skromni profesionalci. Ovo je bio jedan od najugodnijih razgovora ovih godina koje smo imali sa našim italijanskim kolegama. I sledeći put ćemo se potruditi da se svetski kup otkaže, jer večeras nam je to mnogo uticalo na publiku. Izvinjavam se što nismo ukinuli svetski kup. Da, prevedio, da je prošla Italija, ne bi ni oni bili ovo. Pošto je Italija eliminisana. Ja bih sad zamolio da budete hrabri i da pitate naše goste sve što ste želeli da znate o Bonelliju i o njima. Bilo da je to profesionalac poput Stevana Subića, bilo da su urednici poput Dušana Mladenovića, čuveni autori i aktivisti, urednici poput Zlatka Milenkovića. Izvoli, Zlatko. Pa čisto njihov postupak rada, znači ovdje je veliki broj autora, znači način rada, da li koriste računarsku tehnologiju, grafičke tabele, su čisti klasičari na karti, koliko koriste tehnologiju, koliko su... Hand or technology? Io preferisco il disegno a mano libera, c'è una gestualità e un contatto con le cose, con i materiali, con la carta che è impagabile, è una cosa su cui io personalmente mi sono formato, poi prima o poi dovrà necessariamente intervenire anche la tecnologia, però per adesso la trovo ancora superflua e credo che la gente, il lettore, preferisca ancora vedere quel segno magari talvolta tremulo, talvolta imperfetto che dà il disegno a mano libera. Mancini više voli i koristi slobodnu ruku, smatra da je to taj odnos i kontakt u suštini nezamenjiv, a pretpostavlja i da misli u stvari da i čitaoci još uvek nekako više vole da vide crteže koji ne moraju da budu savršeni i perfektni, ali da su rađeni rukom. Anche io preferisco il contatto con la carta, benché stia cominciando ad usare anche alcuni la tecnologia. Vabbè, quella la uso fondamentalmente per la documentazione oppure
oppure anche per ripulire delle tavole con qualche intervento in Photoshop, però fondamentalmente lavoro ancora su carta anch'io, anche se ovviamente la tecnologia offre delle potenzialità pressoché illimitate. Io faccio fatica delle volte a distinguere alcuni lavori se siano in digitale o diciamo a mano. L'unico rischio è che delle volte c'è appunto il rischio di, lavorando sempre e soltanto in digitale, tutti in digitale, l'unico rischio è che il reale che vedo è che ci sia un'omologazione di stile e di gusto. I Leo više voli taj kontakt sa hartijom, mada počinje da koristi tehnologiju, za sada je najviše koristi kad treba nešto da se čisti, da se očiste table ili da se uradi nešto sitno u Photoshopu, mada je svestan da tehnologija sve više napreduje i da on lično često ima problema da proceni da li je nešto urađeno rukom ili digitalno. A ono što vidi kao najveću opasnost te tehnologije i stalne primjene tehnologije je prosto opadanje kvaliteta i stila i na neki način umetničkog izraza autora. Sì, volevo aggiungere soltanto con la tecnologia si rischia di nascondere un po' dei limiti che si hanno, cioè è meglio secondo me comunque il contatto diretto con i materiali tradizionali. Vedo molti ragazzi che cominciano e si affidano quasi esclusivamente alla tecnologia, questo è sbagliatissimo. Želeo je da doda da on smatra da su prosto tehnologije i dalje ipak na neki način ograničava i da je mnogo teže, ali i mnogo šire raditi rukom na papiru i da vidi da sada mnogi mladi počinju direktno da rade digitalno, što on smatra da je jako pogrešno, jer prosto onda ne znaju šta su granice slobodne ruke, a šta su granice tehnologije. Anch'io appartengo, ahimè, alla vecchia scuola, dall'età, e la preferisco perché appunto ho il contatto con i materiali, mi sporco con la china, sento l'odore della china, mi sporco con la grafite e a fine giornata ho un foglio davanti che da bianco è diventato una pagina a fumetti e se la facessi al computer che avrei davanti? Una schermata, ma non qualcosa da toccare, o meglio lo posso stampare, no? Mando in stampa, ma c'è sempre qualcosa, uno schifo, non so, che non mi dà il senso che sia una cosa reale e soprattutto poi sei dipendente dall'elettricità, perché se non ci fosse elettricità se non disegni, io invece potrei disegnare uno con una candela, un pezzo di carboncino, in una grotta magari, e lo potrei fare, col computer non lo puoi fare. I Venturi pripada staroj školi, kaže da tako pripada i po godinama, ali definitivno on voli i crta rukom iz više razloga. Voli taj miris tuša, voli osjećaj pod prstima, voli kada na kraju dana bude umazan grafitnom olovkom, ali od jednog belog papira ispred sebe ima jednu stranu stripa. Misli da ne bi imao taj osjećaj, znači kada bi radio na kompjuteru na kraju dana, na početku i na kraju dana bi imao pred sobom samo isti ekran, a čak i kad bi odštampao to što je radio, nije to taj osjećaj. A ono što mu je dodatni plus je što ne zavisi od struje. Kad bi radio samo elektronski, ako nestane struje, bio bi izgubljen. A ovako može da radi sa parčetom uglja u jednoj pećini uz svetlost sveća. Mudre reči trojice profesionalaca. Prevedimo.
La cosa poi più importante e principale per fare questo lavoro è il colpo d'occhio e la sensibilità. Dopo una mano si esercita, uno strumento si impara a padroneggiarlo, però se non hai il colpo d'occhio, la capacità di sintesi, leggere un segno, capire cosa, quello è insostituibile, parte prima tutto dal cuore e dalla testa di una persona, poi lo strumento ovviamente comunque è una parte secondaria. Što je definitivno najbitnije po njemu je, znači ne samo ne samo ruka koja se može navežbati, nego prosto i ta sposobnost i mogućnost da se nešto vidi, da se protumače svi znaci, da je ono što je digitalno nezamenjivo i neizvodljivo. Zahvaljujem. Stevan Subić, saradnik Giancarlo Manfredija unutar kuće Sergio Bonelli Editori, ima također jedno pitanje kao kolega. I have a question for all three of you, as a colleagues. Which one hero, Bonelli hero, would you work if you can? Like a wish, you know, something like that. U smislu serijala. Yes, which one hero, Bonelli hero, would you like to work on? And the other question is, how many pages do you do per month? Ordinary one, but I think that the public wants to know that, you know. Which character is your biggest wish? How many pages? Io vorrei disegnare Tex e ora come la traduce? Picca, come si dice? Per rivalsa, per togliermi una soddisfazione. E poi Dylan Dog penso potrebbe piacermi. In quanto alle pagine, io sono uno dei disegnatori più veloci della testata di Zagor, disegno intorno alle 18 pagine al mese, ma perché ho famiglia, tengo famiglia, si dice in Italia. On bi u suštini voleo da radi teksta zbog nekog ličnog zadovoljstva, a drugi lik koji bi voleo da radi je Dylan Dog. A inače smatra da spada među najbrže crtače Zagora i radi 18 tabli mesečno. Io sono molto fortunato perché da bambino mi piaceva Tex, adesso lo disegno e mi piacerebbe disegnare un solo numero di Zagor, uno solo. E per quanto riguarda le pagine sono un esempio da non prendere perché sono molto lento e faccio pochissime pagine al mese, 8-10 pagine al mese. Non seguite il mio esempio perché è così. Leo smatra da ima mnogo sreće, od detinjstva je najviše voleo teksa, a sada crta teksa. A ono što bi eventualno voleo je da uradi jedan, ali samo jedan broj Zagora. A što se tiče broja strana, smatra da nije neki reper jer je veoma spor i crta mesečno 8 do 10 strana. E per me è un onore disegnare, è stato qualsiasi personaggio della Bonelli, lavorare per la Bonelli è già il mio sogno realizzato e questo ultimo periodo è stato ancora più un sogno che è diventato realtà perché Zagor è uno dei personaggi preferiti. E poi con il grande Belzoni ne ho creato io uno di personaggio, l'ho scritto e l'ho disegnato
e quindi questo è stato ancora un motivo appunto d'orgoglio, perché è un personaggio mio, totalmente mio, un romanzo, un solo numero, 300 pagine, però insomma è stato appunto il sogno realizzato. E adesso ricordo mio nonno che diceva quando ero piccolino: ma perché non inventi un personaggio, che ne so, inventa Tex. E io dicevo: Tex esiste, e allora Zagor, ma l'hanno fatto Zagor. E quindi appunto disegnare qualsiasi personaggio a me va bene. Zagor, sto benissimo su Zagor, vorrei rimanerci più a lungo possibile, e adesso sto invecchiando, quindi qualche tavola ne faccio di meno, ne faccio 25, ma ho toccato anche le 60 al mese. Venturi smatra ostvarenjem svog sna i već je onako dovoljan razlog da bude ponosan sama činjenica da radi za Bonelli. To je prosto, eto, ostvarenje njegovog sna, to što radi Zagora je možda, eto, neki vrh vrhova, pošto je jedan od njegovih omiljenih likova, a dodatno je ponosan na lika koji je on kompletno osmislio i napisao. To je samo jedan broj, veliki Berzoni, jedan broj 320 strana, ali dok je njega stvarao, razmišljao je o svom dedi koji je, kad je bio mali, stalno govorio: pa zašto ti ne izmisliš nekog? Eto, na primjer, izmisli Teksa, a on mu je odgovarao: pa Teks već postoji. Strašno je ponosan što ima tog svog jednog lika, a sada kaže da je ostario pa radi oko 25 strana mesečno, a njegov lični rekord je da je jednog meseca uradio 60 strana. Prošle godine je uradio 60 strana, a sad je ostario pa ne može više od 25. Izvini, doktor. Thank you for the answers, and wish you luck and happiness and success in the following work. Like a quality. 60 pages, come on. Za kraj moramo da kažemo da ćemo uzeti sebi slobodu da biografije naših dragih gostiju objavimo i na srpskoj Wikipediji, slobodnoj enciklopediji, da bi njihovi fanovi videli da su oni deo srpske kulture. Yes, to show that you are part of Serbian and Yugoslav culture. Mnogo vam hvala na retko ugodnom razgovoru. Zadovoljstvo, smatruju da je zadovoljstvo njihovo, zahvaljuju se svima i organizatorima i svim u publici.